Dal 2019 ad oggi sono 5.233 le domande di reddito di cittadinanza revocate in Veneto, ovvero i cosiddetti furbetti della misura introdotta dal primo governo Conte. I casi più numerosi si registrano nel Veronese con 1.205 domande revocate, a seguire le province di Padova e Venezia. Fondamentali in questi anni sono state le verifiche incrociate INPS Forze dell'Ordine. In questi casi la revoca opera a far data dal momento in cui è stata fatta la domanda, quindi fin dall'inizio, e c'è anche il recupero delle somme erogate. Confrontando la situazione anno dopo anno se ne evince un calo. Nel 2019 erano 1.749, in aumento l'anno successivo, con 2.286 casi calati a 1.184 nel 2021. Una decrescita che va letta in rapporto al numero totale di domande di reddito di cittadinanza presentate nella nostra regione, passate dalle 61.075 del 2019 alle 37.511 del 2011. Tra le province con le maggiori richieste Verona, Venezia e Padova. Significativa l'incidenza percentuale della misura in Veneto rispetto al resto d'Italia, partendo dal presupposto che solitamente per altre prestazioni il Veneto rappresenta il 10% del totale nazionale. Quando parliamo di reddito di cittadinanza, parliamo di una prestazione in cui la pesatura del Veneto rispetto alle altre regioni è molto più bassa, perché siamo attorno al 3-4% del totale delle domande. Cosa significa? Che è una prestazione che qui viene richiesta poco. Percentuale passata da un 3,8 del 2019 ad un 2,8 di quest'anno. Ad incidere su questo calo l'incremento e la sempre maggiore efficacia dei controlli preventivi e di quelli post presentazione delle domande. Nel tempo le persone quindi hanno potuto sperimentare che questo è uno strumento che puoi chiedere solo se effettivamente hai i requisiti per poterlo chiedere. Nel 2022 il governo Draghi ha poi inserito l'assegno unico universale che va a sostituire gli assegni familiari. 385.131 le domande presentate a livello regionale, pari a oltre 635.000 figli, con una media di 1-2 bambini a nucleo. I cittadini hanno tempo fino al 30 giugno per presentare richiesta e ricevere gli arretrati al 1 marzo 2022. Oggi secondo me, con la stima che ho in mano, sulla base dei dati che le ho fornito, siamo attorno all'85% della platea che volevamo coprire.